Lupi, l'associazione di piccoli proprietari immobiliari che ha sedi provinciali in tutta Italia, dà la massima disponibilità e già un paio di mesi fa aveva fatto rimbalzare la richiesta di alloggi da parte delle istituzioni a tutti i suoi iscritti. Ma le troppe incertezze, entità del contributo, fornitura del vitto, arredi degli alloggi, hanno fatto sì che le risposte positive siano, per ora, pari a zero. Vista la nebbia in cui ci stiamo muovendo, purtroppo non vi è stata alcun tipo di risposta, pur con le nostre sollecitazioni. Questo è quanto. Guarda con sospetto al possibile coinvolgimento dei privati il presidente della regione. Se un privato dice di sì è ovviamente libertà sua, però è anche libertà nostra andare a controllare e capire perché dice di sì, perché da un lato c'è la solidarietà, quella che capiamo, la compassione, e dall'altro c'è lo sfruttamento di questo business. Zaia oggi nega che la regione Veneto lo scorso anno abbia sottoscritto l'accoglienza per il 7,2% dei profughi. Noi abbiamo votato no, chiarisce. Resta intanto una questione di numeri per la candidata Dem alle regionali Alessandra Moretti, che propone di suddividere i profughi in arrivo per tutti i 579 comuni del Veneto. Se ogni sindaco, se ogni comune si prende un piccolissimo numero di immigrati, 4, 5, 10 a seconda delle dimensioni del comune, non si crea una situazione di emergenza. Allora dia l'esempio e metta a disposizione casa sua, risponde il candidato presidente del Movimento 5 Stelle Jacopo Berti. Propone che, superando le norme di Dublino 3, i clandestini scelgano il paese di destinazione e che questo paghi loro il volo da Lampedusa. Indignato con il comportamento dell'Europa, l'altro candidato presidente Flavio Tosi propone di concedere a tutti un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Così potrebbero, dice, varcare le frontiere e l'Europa capirà che si tratta di un problema di tutti. Il coinvolgimento di tutti i comuni del Veneto, invece, è richiesto con convinzione da sindaco di Vigo d'Arzere, che pochi giorni fa ha minacciato le dimissioni. Faccio una preghiera però, cari sindaci, questo è il momento forse di dimostrare davanti a un problema che è più grande di noi, che siamo capaci di suddividerci il carico di questo problema in modo che non sia impattante in maniera negativa per nessuno dei territori coinvolti. Forse è una preghiera che non troverà ascolto, ma io ci provo.